Ancora una volta Favara può ritenersi orgogliosa e soddisfatta dei propri talenti, che riescono a raggiungere importanti traguardi anche in ambito nazionale e internazionale. Uno di questi, che sta riscuotendo sempre maggior successo, è l'attrice favarese Selena Caramazza, già da qualche anno sulla cresta dell'onda con la sua partecipazione a diverse fiction e serie TV, che tra poco approderà anche sul grande schermo. Cuori puri è infatti il titolo del film per la regia di Roberto De Paulis e con attrice protagonista la nostra Selene, che verrà presentato al pubblico nelle sale italiane il prossimo 25 maggio. Al centro del film c'è il tema della verginità, intesa sotto diversi punti di vista, come afferma il regista De Paulis. La protagonista femminile, impersonata da Selene, si chiama Agnese, vive sola con una madre dura e devota, frequenta la chiesa e sta per compiere una promessa di castità fino al matrimonio. Il protagonista maschile è invece Stefano, impersonato da Simone Liberati, un ragazzo violento e dal passato difficile. Ben presto tra i due nasce un sentimento genuino, un amore vero tra due cuori puri che andrà a scontrarsi con le realtà così diverse, ma allo stesso tempo ugualmente complicate, dei due ragazzi. Il film verrà presentato nell'ambito della Quinzaine des Réalisateurs e sarà presente alla 70ª edizione del Festival di Cannes. Un importante traguardo per Selene Caramazza, che si riconferma così uno dei volti più freschi e talentuosi del panorama cinematografico italiano. Il trailer del film è stato da poco presentato e a tutti noi non resta che fare il tifo per l'attrice favarese, per il buon successo di questo e dei suoi futuri lavori.